Buongiorno a tutti, grazie per essere ancora oggi nostri ascoltatori per questo ciclo di interviste che stiamo facendo ai nostri amici sul mondo che verrà. Questo perché per noi della nuova pedagogia è molto importante dare già una proiezione di come immaginiamo questo futuro ormai imminente della nuova era. Oggi abbiamo con noi Stefano Piroddi. Ciao Stefano. Ciao Adele, buonasera a tutti. Che insomma col quale la nostra, come devo dire, il nostro gruppo collabora ormai da anni. Stefano è l'editore dei miei libri e oltre ad essere un editore, diciamo, divergente, è anche uno scrittore, un ricercatore che sta tra l'altro proponendo un rilancio della storia della Sardegna, perché lui vive a Cagliari e quindi insomma gli sta molto al cuore tutto ciò che riguarda la sua terra. E per cui gli facciamo la nostra ormai canonica prima domanda. Caro Stefano, come immagini che sarà, quale sarà il ruolo della Sardegna nel mondo che verrà? Allora, intanto la domanda non è delle più semplici, perché ovviamente si tratta di prefigurare un futuro di cui, a parte qualche donna sacra, noi comuni mortali non possiamo sapere granché. Io posso dirti come spero che possa essere il futuro della Sardegna. Dacci il tuo quadro, la tua visione, libero. Certo, intanto per me un futuro positivo della nostra terra è strettamente collegato alla riscoperta delle nostre radici. Per me questo ormai è diventato un cardine della mia visione del mondo e della vita. Uno degli slogan che stiamo utilizzando per il neonato Comitato Civiltà Sarda è: solo se sappiamo dove affondano le nostre radici potremo tendere le mani verso il cielo. Ovviamente le radici sono il passato, il cielo è il futuro. Lo vedo tanto più positivo quanto più sapremo recuperare la nostra natura di sardi, la nostra sardità, che, vada bene Adele, io fino ai 40 anni sapevo ben poco della mia terra, del mio passato. La mia anima ha subito una violenza, come tanti giovani sardi, la violenza più, forse più crudele, allo stesso tempo più sottile che si possa subire, ovvero non sapere nulla del passato della propria terra, della storia del proprio popolo. Ho incominciato a scoprirlo verso i 40 anni, appunto. Da lì è nata la saga di Sandalia e tutto il mio progetto editoriale. Però la cosa che più mi ha affascinato della riscoperta della mia sardità è che questa sardità faceva sempre più rima e sempre più coincideva con umanità. Se l'essenza stessa della sardità è nella riscoperta del ruolo dell'uomo all'interno del cosmo, cioè come anello di congiunzione tra il cielo e la terra, ruolo divino di unione e di armonia tra la terra e il cosmo, beh, allora credo che possa coincidere non solo con sardità, ma appunto con umanità. Anthropos vuol dire colui che guarda verso l'alto, verso l'orizzonte e verso le stelle, l'uomo. E ci viene una bella contraddizione rispetto a quelli che qualcuno definisce gli ebiti gobbi dell'epoca moderna in cui siamo tutti piegati verso un cellulare. Il mondo non è nel display del cellulare, è là oltre l'orizzonte, là dove ci sono le stelle. I miei antenati avevano chiaro questo concetto, l'essere umano in epoche remote aveva ben chiaro questo concetto. Prefigurare un futuro per la nostra Terra in chiave positiva, per la nostra Terra inteso come pianeta ma anche come Sardegna, significa far coincidere le due cose. Vedo un futuro buono, prospero, spirituale, mistico per la Sardegna e per il pianeta, tanto più quanto più riusciamo a capire ciò che siamo stati e tutte quelle capacità represse dell'essere umano che in realtà, rifiorendo, potrebbero far rifiorire l'umanità e il pianeta intorno a noi. Questa per me è l'idea di futuro, quando me lo immagino, quando spero che sia così.
Se continuiamo invece nella discesa verso gli inferi, non credo che ci possa aspettare un futuro migliore del presente che stiamo vivendo. Ed è la mia più grande paura, Beh, ma perché le nuove... qui non c'è spazio per le paure. Noi Hai con queste ragione, interviste certo, dobbiamo soltanto, grazie, come tu ben sai, alla fisica quantistica, mettere una assolutamente. visione che vogliamo che accada, perché delle nostre paure si stanno nutrendo coloro che invece, per esempio, hanno tutto l'interesse di non far riscoprire ai sardi chi sono stati e chi sono davvero. Io, tu lo sai, mi sono trasferita in Sardegna perché sento che questa terra corrisponde alla mia vibrazione, sento che questa isola è di per sé un continente e sono assolutamente affascinata da tutto il lato spirituale che è tangibile facendo 4 passi in un prato qui in Sardegna. Però allora a questo punto la domanda successiva è proprio questa: cosa stai facendo adesso per implementare, andare più vicini alla tua visione? E qui ovviamente mi riferisco alla tua ultima iniziativa, che è quella che hai appena citato, del Comitato di Cultura Sarda. Parlacene un po'. Ma il Comitato Civiltà Sarda in realtà non è un'iniziativa propriamente mia. Io ho girato la Sardegna in lungo e in largo e non solo la Sardegna, parlando della saga di Sandalia, in cui ho raccontato in chiave mitica, in chiave epica, fatti storici realmente accaduti. Cioè i sardi sono stati l'unico popolo che nel corso di 2 o 3 secoli e 11 grandi guerre sono riusciti, l'unico popolo del Mediterraneo, capace di resistere con successo all'imperialismo romano. Ho raccontato questi fatti storici citati dalle fonti antiche in chiave epica e mitica e ovviamente quando raccontavo queste cose le prime domande da parte del pubblico erano ma come mai non le leggiamo sui libri di storia? Come mai invece a noi hanno raccontato un'altra cosa? E... Il Comitato Civiltà Sarda nasce più dai lettori di Sandalia che da me. Io ho aderito molto volentieri, ho dato il mio contributo per il documento base, per gli slogan più importanti, insomma, per le parole d'ordine più importanti. E- ed è questo appunto, quello che ti dicevo all'inizio. Soltanto se sappiamo dove affondano le nostre radici potremo tendere le mani verso il cielo. Il Comitato Civiltà Sarda è questo, far capire ciò che siamo stati perché un popolo che non conosce la sua storia è un popolo a cui hanno rubato l'anima, è un popolo senza anima e prima o poi destinato a essere schiavo. Io Questo sono fermamente vale, convinto, questo prego, vale per tutti i popoli, voglio dire, hanno fatto la assolutamente, stessa cosa in Africa, fatto la stessa cosa negli Stati Uniti, cioè ovunque. Stanno tentando assolutamente di sì. farlo anche in Italia, non in Sardegna, che tu sai che per me è un continente a parte, proprio anche in Italia stanno facendo una cosa del genere. Assolutamente, infatti un popolo in generale che non conosce la propria storia è destinato ad essere schiavo. E con il Comitato Civiltà Sarda stiamo provando a chiedere con forza, mobilitando più persone possibili e attraverso varie iniziative, stiamo chiedendo la riscrittura di tutti i libri di testo per la scuola primaria, secondaria e superiore, in maniera tale che alle generazioni di studenti da oggi in poi non capiti lo stesso abominio che è capitato a me e a tante altre generazioni di studenti prima di me, ovvero non sapere nulla della propria storia e crescere nella convinzione che soltanto dall'antica Grecia o dall'antica Roma siano arrivati i modelli di civiltà a cui ispirarci e che in realtà magari i sardi fossero soltanto un popolo di sconfitti e di trogloditi. Non è così. Abbiamo lasciato un segno indelebile nella storia del Mediterraneo e del mondo, con una civiltà straordinaria, portatrice di quei valori di armonia tra uomo, natura e cosmo di cui abbiamo parlato poc'anzi in risposta alla prima domanda, e attraverso il recupero di quei valori passa appunto il riscatto della nostra terra e perché no, la possibilità di fare della Sardegna il faro di un nuovo modello di civiltà, o meglio, non nuovo, eterno, perché i valori sono eterni, i valori di riferimento sono antichi ma eterni e sono quelli che da sempre, in epoca premoderna, hanno ispirato e guidato l'essere umano. E il Comitato Come Civiltà Sarda, sì, sai, anche noi con la Libera Università
non a caso tu sei stato uno dei pedagogisti che noi abbiamo studiato, tendiamo proprio a sottolineare il fatto che i libri di storia andrebbero riscritti, i libri di scienze andrebbero riscritti, questo proprio come è proprio un nostro proposito di base, proprio perché viviamo nelle tenebre, viviamo nell'ignoranza più assoluta, cioè da quando andiamo a scuola e giustamente i bambini si fidano degli adulti perché sono il loro riferimento e gli adulti per lo più sono inconsapevoli di essere vettori di menzogne. Certo. Questo è, diciamo, in maniera che riguarda la Sardegna in maniera più evidente, ma come ti ripeto è un discorso che vale per tutta l'umanità. Noi viviamo Io nelle tenebre. posso aggiungere una cosa, Adele, perché Eh, mi hai ispirato su una cosa che avevo in mente che mi sono scordato e che invece tu mi hai giustamente ricordato. Hai ragione assolutamente. È tutto lo scibile umano che va riformato, se non altro perché negli ultimi 100 anni, la fisica quantistica che tu stessa hai citato poc'anzi, ci dimostra che il materialismo è morto, sia come elemento pseudo-reale che come elemento concettuale. È morto perché la materia non esiste e quindi è assurdo aver creato un'ideologia quale il materialismo che si basa su qualcosa che non esiste, totalmente illusorio, appunto la materia, visto che già gli antichi sapevano che siamo non materia ma musica cristallizzata, siamo fatti di vibrazione musicale, ma poiché negli ultimi 200-300 anni ogni ramo dello scibile umano, dall'antropologia alla filosofia, dalla religione, insomma, per certi tratti, la sociologia, le scienze umane, la storia, le scienze, anche intese come ambito scientifico, strettamente detto, sono talmente infarcite di materialismo che andrebbero decostruite da capo e ricreate sulla base invece di ciò che ci dice la fisica quantistica, ovvero che la visione del mondo degli antichi, la visione del mondo e della vita degli antichi era assolutamente veritiera, quei valori sono eterni e quell'elemento mistico magico che rendeva la vita dell'uomo degna di essere vissuta va recuperato, perché il segreto della felicità dell'essere umano sta nel riuscire a fare della propria vita un'opera d'arte. Se siamo fatti di musica, che è la più straordinaria, la più profonda, la più irrazionale delle arti, per essere felici dobbiamo andare sempre più verso il nostro elemento naturale. Siamo fatti di musica, facciamo della nostra vita un'opera d'arte, ricreiamo tutto da capo e recuperiamo l'antico mito dell'artista guerriero. io trovo molto, dico la verità, molto ottimistico il vostro proposito, il proposito del vostro comitato, perché Il in nostro, realtà, vabbè, il del nostro. nostro comitato, ma perché in realtà la scuola, che non è altro che il riflesso della società nella quale viviamo, è, cioè, si sta decomponendo, cioè non è un cadavere, è già in fase avanzata di decomposizione. Cioè la scuola adesso è un servizio di internamento dei giovani, non insegna nulla, meno che mai il pensiero critico. Pensa per esempio, io da poco lo sai, sono stata in Spagna hanno abolito la filosofia nei licei, sostituendola con l'ecofemminismo e la filosofia gender. Questo è, cioè, cose di una gravità incredibile. 2 anni fa hanno tolto storia dell'arte dai licei turistici. Quindi, voglio dire, è bellissimo il proposito, ma secondo me va visto in un'ottica di un cambiamento a 360 gradi, perché, ripeto, la scuola, come l'abbiamo vissuta noi, non esiste più. Cioè noi abbiamo a che fare con uno zombie, per cui io non credo che soltanto riscrivendo il libro di storia aiutiamo la scuola. La scuola va proprio cambiata in maniera totale, totale, ma per cambiare la scuola va cambiata la società e per cambiare la società, e tu lo sai, c'è scritto un meraviglioso manifesto, va cambiato l'individuo. Quindi bisogna comunque ripartire dall'essere umano, dal singolo, dalla coscienza del singolo. Io mi riferisco al tuo manifesto per una
visione poetica dell'esistenza, che poi è stato quello, diciamo, che ci ha fatto incontrare, no? La nostra comune visione poetica della vita. Ma vorrei passare quindi alla terza domanda. Per essere questo straordinario essere umano che cammina sul pianeta e ha tutta questa visione, io direi divergente di come dovrebbero andare le cose, com'era Stefano bambino, ragazzo? Cioè, quando si è manifestata in te questa scintilla, o hai sentito questa scintilla? Perché non può essere che solo a 40 anni tu abbia avuto questo risveglio traumatico. Sicuramente tu sarai stato, ne so, un bambino studioso che voleva sapere le cose. Parlaci un po' di te nel passato. No, vabbè. Ti ringrazio della domanda, ma non c'è molto di interessante nel mio passato, tranne che confermare quel poco che hai già detto tu. Sono nato e cresciuto in una società come quella che tu hai delineato, che è quanto di più repressivo dello spirito umano. Quindi è ovvio che un risveglio c'è stato ed è stato tardivo. La curiosità invece c'è stata da sempre. Se uno va a indagare, questa cosa l'ho messa anche nei miei libri, se uno va a indagare la propria infanzia, la propria adolescenza, li vede i segni. Dopo ha anche quell'esperienza e quella visione d'insieme che gli consente di vedere in ogni segno la tessera di un mosaico. Il mosaico è ciò che noi arriviamo ad essere o che potremmo essere. Io qualche segno lo vidi, per esempio, com'è possibile che io ho scritto, sto scrivendo una saga storico-epica, ma già a 8-9 anni cominciai a scrivere una piccola saga. Io poi mi sono ricordato 30 anni dopo di questo episodio, però era già così, io già a 8 anni avevo scritto un paio di capitoli, mi sono fermato a 3 capitoli, perché non avevo la capacità a 8-9 anni, però c'era questa predestinazione. Questa Che missione, Stefano, sei venuta apposta giù, per questo. c'era già questo, c'era questa voglia di vedere l'elemento mistico, magico in tutte le cose. Solo dopo ho capito che questo elemento mistico, magico che io cercavo di vedere in tutte le cose era ciò che mi collegava alla visione degli antichi, che vedevano il misticismo, la poesia, la musicalità in tutte le cose, e vedevano immagini in tutte le cose, mentre noi invece vediamo solo forme oggi come uomo moderno. Abbiamo perso le immagini, l'essenza delle immagini che dà vita a ogni cosa, e vediamo solo delle forme misurabili, perché l'epoca dell'uomo moderno è l'epoca delle misurazioni. Vediamo forme, misuriamo tutto, pesiamo tutto, ma non vediamo l'essenza di nulla. Mhm. Quindi questa curiosità magari c'era già, una curiosità ispirata a un desiderio di vedere il lato magico e poetico di tutte le cose, ma era all'interno di un contesto comunque repressivo per lo spirito umano, che era la scuola che hai detto tu, la società che diciamo noi. Sono cresciuto seguendo questo percorso in un dualismo continuo tra ciò che sentivo dentro e ciò che vedevo al di fuori, che poi è un percorso comune a tantissimi di noi, perché tu sicuramente hai vissuto la stessa esperienza di dualismo costante, immagino, perché poi ne abbiamo parlato, tante altre persone come noi, perché poi noi ci troviamo tra simili, ovviamente, tra anime affini, ci riconosciamo e Sì. ci uniamo, quindi abbiamo anche l'opportunità di scambiare le nostre rispettive esperienze e di capire quali sono stati anche i percorsi di vita degli altri, e in linea di massima devo dire che è una situazione comune a tante persone come È noi. così. Tra l'altro anch'io a 40 anni, quando ho avuto mia figlia mi sono risvegliata. Come vedi, 40 Capito? anni. Poi c'è un elemento, esatto, poi c'è qualcosa che fa affiorare tutto all'improvviso, il salto quantico io lo chiamo, no? Da un giorno all'altro cambia tutto. Io mi ricordo anche il giorno, se proprio devo essere sincero, il, eh, qua- il 4 agosto, il 5 agosto del 2014, quindi Eh, 39 anni avevo quasi, eh, in cui tutte le cose mi si sono presentate in un'altra maniera. E allora lì è incominciata la terza fase della mia vita. Eh, e ci sono nel pieno adesso, insieme a persone come te, pronte a riscoprire quella che può essere veramente la base della rinascita di tutto. già, E su già. questo sono fiducioso, molto fiducioso.
Io, tu lo sai che tu sei responsabile del mio trasferimento in Sardegna, che era solo un'idea, e poi conoscendoti è diventata una realtà, quindi ti sarò sempre grata. Ma la nostra intervista è finita, però io ho la domanda jolly. Già. Sì, ma la domanda jolly è una cosa che sono certa ti farà piacere, perché di solito io chiedo sempre ai nostri amici di darci un consiglio. Che consiglio diamo ai sardi che vogliono informarsi, vogliono, per esempio, no? Però io in questo momento la domanda che vorrei farti è questa. Prima ne abbiamo parlato. Accennaci in chiusura alla tua visione del femminile, perché personalmente noi di Scuolagire stiamo lavorando sul femminile, no? Sul ritorno del femminile, sul matriarcato, che è un altro degli elementi, insomma, che mi ha attirato in Sardegna. La tua visione del femminile come aiuto di questa epoca, ci puoi dire qualcosa? Sì, ma sì, ne abbiamo accennato poco fa, anzi prima mi sembra del collegamento. Sì. Ma è molto semplice. Allora, il filo conduttore di tutta questa intervista è stato, sarei d'accordo con me, è stato il provare a cercare, a trovare il lato mistico, poetico, musicale di ogni cosa, no? L'essenza melodica, musicale da cui ha origine ogni cosa. Se questo è stato il filo conduttore della nostra intervista, beh, la chiusura migliore è la seguente. La speranza per ritrovare quel tipo di visione è nella donna, perché la donna ha mantenuto intatto questo attributo suo naturale, biologico, fisiologico. Se l'intera umanità torna a guardare il creato, il cosmo, la natura con gli occhi di una donna, secondo me ritroviamo quell'anello di magica congiunzione che da sempre e per sempre, quindi anche in futuro, ha collegato, collega e collegherà l'essere umano con la natura e il cosmo. Provare a guardare di nuovo il mondo con gli occhi di una donna. Questo è l'auspicio che io ho per il presente e per il futuro, però sta a voi guidare il cambiamento, non a Guarda, noi maschietti. ti dico una cosa, è incredibile questa nostra nuova e rinnovata sintonia, perché io, tu lo sai, seguo il maestro tibetano grazie alla psicosintesi di Roberto Assagioli, e il maestro tibetano dice proprio che saranno le donne Certo. le pontefici fra la vecchia era e la nuova, cioè abbiamo proprio questo compito di traghettare l'umanità dalla vecchia, diciamo, da questo modello che per carità magari è servito pure, ma adesso non serve più, per portarci invece in quello che è il mondo che verrà, capito? È Quindi servito ancora a capire, il mondo negativo è servito a capire quello che non dobbiamo ripetere come errori, sì, sicuramente. sì. E il principio femminile del cosmo deve essere recuperato come fonte di ispirazione quotidiana, all'interno del quale anche il maschietto, il principio maschile del cosmo, può e deve agire, ma sempre all'interno di una cornice, di un'atmosfera, di un'ispirazione fornita da voi donne. L'uomo, ovvero il principio maschile del cosmo, svincolato da questa fonte di ispirazione e di legittimazione del bene e dell'armonia, diventa distruttore di se stesso, quindi autodistruttivo, e distruttore del mondo intorno a sé. Il principio maschile del cosmo è ciò che ha permeato l'epoca moderna che stiamo vivendo oggi e che purtroppo porta indelebili i segni di un'autodistruzione quando non è collegata a fonti di ispirazione armonica. Bene, allora con questa meravigliosa chiusura ci salutiamo per rivederci poi dal vivo prossimamente. C'è un appuntamento che è Assolutamente. importante, ma penso ne farete altri in Sardegna, Certo, che sono diciamo la diffusione di questi principi della neonata, il Comitato diciamo, Civiltà Sarda. ecco, sì, appunto, di questa neonata associazione che Certo. vuole promuovere questo risveglio, soprattutto all'interno di ignari giovani che credono che si stia meglio. Io sento tanti giovani che dicono, ah, in Sardegna non c'è niente. Gli dico, vabbè, però scusate, se non c'è niente, allora io perché sono venuta qua? C'è molto invece, c'è Bisogna vedere molto con di che più. occhi guardano questo niente. Sì, Hai quindi c'è capito? veramente bisogno di cambiare occhiali,
Ecco, diciamo così. Grazie Stefano, grazie mille A voi e a presto e a te, Adele. e niente, studiatevi o anche ricordatevi che siamo tutti ricercatori, dobbiamo ricercare la verità, siamo tutti cercatori di verità in ogni campo e Sottoscrivo. quello di Stefano deve essere appunto, da idea. Vedete, mi sottolinea anche lei, è d'accordo. Quello di Stefano deve essere proprio un invito per tutti. A presto, ciao! Ciao di nuovo, grazie mille, Adele. Ciao.